Oggi Festa dei nonni, sì, confermo. e lei festeggia con suo nipote. Con i miei nipoti, sì, certo, sì, sì, volentieri. Grazie, non vedo l'ora di vederli stasera però, perché adesso uno è a scuola e l'altro fa il tempo pieno e quindi non li vedo ancora. I nonni sono una grande risorsa per le famiglie, suppongo, quindi se non ci fossero sarebbero problemi, perché babysitter hanno un costo non indifferente, giusto? Lei fa anche un po' la babysitter. A lui. Non saprei cosa dire perché ha fatto parte della mia infanzia in modo totale e manca, manca sempre, insomma, quando il pensiero torna ai nonni. C'è un po' di malinconia. Ecco, io sono diventata mamma, la mia mamma è nonna, quindi ringrazio Dio che ci sia stata lei e che sia stata per me, insomma, un angelo, perché mi ha aiutata tantissimo con i bambini, tenendomi quando io lavoravo. Sì, i nonni sono un patrimonio dell'umanità, si può dire. Un ricordo particolare dei nonni, ecco, mio nonno che mi portava su un carretto, mi portava in mezzo ai campi con la sua cagnotta, Diana, e andavamo a scorazzare in mezzo ai campi. Un bel ricordo, è passato tanto tanto tempo. Un altro mio nonno veniva spesso a Vicenza e andavamo spesso in questa chiesa, Santa Corona, che è molto bella. Ecco, a visitarla, a vedere le bellezze di questa chiesa. La mamma e il papà sono quelle più vicine a te, ma sono quelle che ti danno forse il discorso di... L'educazione. No, sono quelle lì che danno le regole, giusto, della vita. La nonna è forse quella che ha più compassione. E le vacanze con i nonni, perché i nonni comunque sono fatti per darti quelle cose che i genitori invece no. Per cui sì, i nonni devono viziare i nipoti, insomma, quindi il fatto di... Infatti io spero di diventare nonna proprio perché vivi con una sensazione di puoi dare il massimo senza preoccuparti di regole. Nonna e bisnonna, ai nonni in generale che si godano i nipoti il più possibile perché è una bellissima cosa avere i nipotini e i pronipotini.